Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. In questo video vi farò vedere come creare un profilo su EduOpen, che è la piattaforma in cui il MOOC Fare CLIL par Furlan è ospitato, e come iscrivervi al MOOC stesso. Allora, come prima cosa apriamo Google e sulla barra di ricerca inseriamo questa dicitura: learn.eduopen.org. Ecco, la prima opzione precompilata che compare qui da me, EduOpen LMS, è quella corretta, quindi selezioniamo questa destinazione. A questo punto si apre l'home page diciamo, del catalogo dei corsi offerti dalla piattaforma EduOpen. La prima cosa da fare a questo punto è creare un profilo gratuito su EduOpen. Per fare ciò andiamo qui in alto a destra, dove c'è la scritta login, e clicchiamo sopra. Le opzioni per iscriversi su EduOpen sono fondamentalmente due. La prima modalità è quella tradizionale di creare un account utilizzando l'indirizzo di posta elettronica che preferite. Per fare questo basta andare sotto il pulsante di login dove c'è scritto "Non ti sei ancora registrato? Crea un account". Vedete che crea un account è linkato, quindi selezioniamo questa opzione. Adesso vi si apre la pagina dei termini e condizioni di EduOpen, quindi leggiamo attentamente tutti quanti i paragrafi e una volta completata la lettura, in fondo troverete il pulsante successivo e clicchiamo sul pulsante successivo per procedere con la creazione dell'account. A questo punto bisogna esprimere il consenso accettando i termini e le condizioni di EduOpen e quindi mettendo il flag qui. A questo punto di nuovo clicchiamo sul pulsante successivo. A questo punto vedete che vi si apre una maschera in cui il sistema vi chiede di scegliere uno username e una password per il vostro account che rispettino queste condizioni. Quindi voi selezionate lo username, selezionate una password e poi il nostro consiglio è quello di annotarveli da qualche parte in modo da non dimenticare questi dettagli che vi verranno richiesti ogni qualvolta farete l'accesso su EduOpen. Una volta scelti username e password, il sistema vi richiede degli ulteriori dettagli, quindi in particolare l'indirizzo mail, il vostro indirizzo mail associato all'account, nome e cognome, la città di residenza e la nazione di residenza. Una volta inseriti questi dettagli basta cliccare su Crea il mio nuovo account e automaticamente sarete iscritti, sarete attivi e riconosciuti all'interno della piattaforma EduOpen. Questa è la prima modalità di accesso su EduOpen. Adesso vi faccio vedere la seconda modalità di accesso, che è quella che prevede l'utilizzo delle credenziali universitarie. Quindi torniamo sulla home page di EduOpen, torniamo a cliccare su Login e questa seconda possibilità di creazione di un account prevede l'utilizzo delle credenziali IDEM-GAR. Questo chiaramente è possibile solo nel caso in cui la vostra università faccia parte del network IDEM-GAR. Quindi in quel caso sarà possibile fare l'accesso su EduOpen, quindi creare l'account utilizzando le stesse credenziali che utilizzate per accedere, per esempio, all'area riservata nella vostra università. Quindi clicchiamo sopra credenziali IDEMGAR, qui inseriamo il nome dell'università presso cui prestiamo servizio o presso cui studiamo, quindi nel mio caso è Università Ca' Foscari di Venezia, quindi la seleziono e poi clicco su accesso. Ora vedete che si apre la pagina di autenticazione in cui voi dovrete inserire semplicemente le vostre credenziali universitarie. Dopodiché cliccate su, date l'ok e entrate all'interno di EduOpen. E quindi questa è la seconda modalità per creare un account. Vedete che in questo, avendo fatto l'accesso con le credenziali universitarie, il sistema riconosce l'utente,
perché qua in alto a destra non c'è più la scritta login, ma c'è il mio nome e cognome. Questo succederà anche per voi, quindi una volta che avrete creato un profilo gratuito su EduOpen, qui in alto non vedrete più login, ma vedrete il vostro nome e cognome. Non vedrete la foto perché chiaramente ancora non l'avete inserita nel vostro profilo, e qualora vogliate farlo avrete modo di poterlo fare una volta perfezionata l'iscrizione. A questo punto sarà importante trovare il MOOC a cui volete iscrivervi, cioè fare CLIL par Furlan. Le possibilità sono due: o sfogliate il catalogo dei corsi offerti, dei MOOC offerti da EduOpen, ed è tra l'altro anche un'attività molto piacevole, perché il catalogo di EduOpen è davvero molto ampio, quindi vedete che i corsi sono divisi in categorie, quindi per esplorare il catalogo avete diversi filtri, oppure inserite una parola chiave. Ad esempio, nel nostro caso possiamo inserire la parola chiave Furlan. Furlan, eccola qua. E l'unico corso che è caratterizzato da questa parola chiave è il nostro, che tra l'altro già compare in questa pagina perché è un corso di nuova attivazione. Eccolo qua. Quindi per poter perfezionare l'iscrizione dovremo cliccare sopra il nome del corso, fare CLIL par Furlan e aprire la pagina del corso. Questa che vediamo è la copertina del MOOC Fare CLIL par Furlan. È la copertina dove trovate un'introduzione scritta al corso, dove troverete il video introduttivo del corso che vi invito a visionare, dove troverete l'agenda del corso, quindi le date importanti da tenere presenti. In particolare vediamo che le iscrizioni sono aperte dal 23 novembre e il corso ufficialmente aprirà con il 10 dicembre. Poi abbiamo una descrizione dei risultati attesi, prerequisiti, letture consigliate, formato del corso e regole per l'attestato di partecipazione, che sarà scaricabile solo al termine della compilazione di tutte le attività previste nel MOOC. Questo cosa significa? Significa che per poter ricevere l'attestato di partecipazione sarà necessario visionare tutte le video lezioni previste e sarà necessario compilare i test a scelta multipla previsti al termine di ogni sezione. Questo per ricevere l'attestato di partecipazione. Ciò non toglie però che un partecipante abbia interesse per visionare e frequentare, diciamo, solo determinate sezioni, ad esempio solo un paio di esse, oppure una sola addirittura. Quindi il MOOC, la partecipazione al MOOC è un'attività che deve essere gestita in maniera autonoma e indipendente dal singolo partecipante. Quindi se il singolo partecipante ha interesse di completare l'intero percorso così come è stato pensato, al termine ha la possibilità di scaricare un attestato di partecipazione. Se il partecipante ha interesse solo per alcune sezioni del corso, è liberissimo di dedicarsi a quelle e di ignorare le altre. Per quanto riguarda l'iscrizione al MOOC, per iscrivervi dovete andare in questa sezione, quindi dove c'è il video introduttivo del MOOC, qua a destra troverete, nel mio caso la dicitura è già iscritto, perché io sono già iscritta nel corso e già inserita in quanto docente. Nel vostro caso, qui in basso a destra, dentro questo riquadro, troverete la dicitura iscrivimi, per cui sarà sufficiente cliccare sopra il link iscrivimi e automaticamente verrete iscritti all'interno del MOOC, sarete iscritti nel MOOC e in automatico vi arriverà una mail di notifica dell'iscrizione al corso all'indirizzo mail che avete specificato in fase di creazione dell'account su EduOpen. Quindi vedete che la procedura di registrazione al MOOC è davvero semplicissima.
Concludo questo video dicendo due parole rispetto alla struttura del corso. Allora, questo corso è articolato in 6 sezioni. Come vedete abbiamo la sezione lingue minoritarie, lingua friulana, pianificazione in CLIL, attività tecniche didattiche e materiali CLIL, tecnologie, valutazione in CLIL. Queste sono le 6 sezioni in cui è articolato il corso. Poi c'è una sezione di materiali di approfondimento e l'ultima che è quella dell'attestato di partecipazione. Queste 6 sezioni sono organizzate in questo modo. La sezione 1, 2, 5 e 6 sono in autoapprendimento. Cosa significa autoapprendimento? Significa che ogni singolo partecipante ha la possibilità di visionare le video lezioni, consultare i materiali forniti, consultare eventuali materiali suggeriti ulteriori di approfondimento, potrà partecipare al forum di discussione, però nel forum di discussione non è prevista la presenza di tutor che seguono i partecipanti, ma i forum servono per i partecipanti per confrontarsi sulle letture, sulle videolezioni, sui temi oggetto della sezione o dell'unità didattica, per confrontarsi su idee, esperienze, punti di vista, ma in queste unità didattiche 1, 2, 5 e 6 non ci sono i tutor. Diversamente, invece, da quanto accade per le unità didattiche 3 e 4, nelle quali solo per la prima edizione del corso, che è quella in partenza ora dal 10 dicembre, è prevista la presenza di tutor. Quindi ci saranno 2 tutor nell'unità didattica 3 e 2 tutor nell'unità didattica 4 che saranno a disposizione dei partecipanti nel caso in cui questi desiderino ricevere un feedback rispetto alle attività previste. Il tutoraggio delle unità didattiche delle sezioni 3 e 4 è previsto solo ed esclusivamente, ripeto, per la prima edizione del MOOC. Per le edizioni successive del MOOC, la prossima è calendarizzata per questa primavera, non sarà previsto il tutoraggio di alcuna sezione, di alcuna unità didattica. Bene, il video si conclude qui. Io spero che vi sia stato utile, spero che vogliate iscrivervi in tanti, spero che questo corso vi abbia incuriosito e non mi resta di far altro che augurarvi buona partecipazione e buon lavoro. Maman!